le cose non sono così scontate, anche nel fattaccio che è successo in questi giorni, benedetto dal sindaco Gori, che questa volta invece di andare negli oratori o nei posti dove si può ballare alle feste estive per raccogliere voti, si è limitato ad alzare il telefono e a chiedere a un ufficio del comune, che è quello delle affissioni, di immediatamente rimuovere questi manifesti. È un atto questo che potevamo forse leggere in qualche dittatura venezuelana, la Maduro, dove il presidente ha tutti i poteri raccolti a sé, e questo quindi è successo anche a Bergamo, quindi la Bergamo borghese non stia troppo tranquilla, le libertà si perdono anche così, giorno dopo giorno.